Abbiamo scoperto che presso il mercato agroalimentare di Padova numerose imprese di fatto utilizzavano manodopera attraverso falsi contratti di appalto che abbiamo stimato in circa 18 milioni di euro. È quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Treviso partita nel gennaio 2023 su 2 imprese fiscali del territorio attive nel settore della logistica. 29 in totale le imprese coinvolte. Tra queste le 2 trevigiane e altre 27 aziende committenti dislocate tra le province di Padova, Rovigo e Venezia, di cui 23 operanti al mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso 30 imprenditori per il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera e abbiamo anche irrogato sanzioni fino all'ammontare di 2,5 milioni di euro. In pratica utilizzavano i lavoratori che erano alle dipendenze delle 2 imprese appaltatrici trevigiane a loro piacimento, questo per evitare l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le 2 società appaltatrici avevano infatti il compito di fornire i lavoratori. Una delle 2 era stata costituita al solo scopo di assumere con contratti a tempo determinato il personale giunto al limite massimo di rinnovi contrattuali legalmente previsto, aggirando così la normativa a tutela dei lavoratori. Una novità che è emersa nel corso delle indagini è che i lavoratori al centro delle indagini sono stati quasi tutti assunti dalle imprese committenti.